Prepariamo gli ingredienti e gli attrezzi che servono. Per prima cosa controlliamo la qualità del pollo. Osserviamo il bel colore rosa delle zampe e la pelle senza macchie. Misuriamo la temperatura del pollo nel punto più spesso. La temperatura deve essere tra i 3 e i 5 gradi. Togliamo ora le alette. Poi adagiamo il pollo su un fianco e tagliamo tra la suprema e la zampa, attraverso l'articolazione e la coscia, e togliamo la zampa dal corpo. Facciamo la stessa cosa sull'altro fianco. Finché abbiamo il pollo di fronte. Cerchiamo la forcella e grattiamo attentamente lungo l'ossicino. Usando il pollice e le dita togliamo la forcella. Questo rende più semplice l'azione di togliere la suprema dal pollo. Cerchiamo la linea che separa la suprema e tagliamo il lato. Teniamo il coltello il più vicino possibile al pollo mentre tagliamo, per evitare di lasciare carne sulla carcassa. Cerchiamo l'osso dell'aletta e tagliamolo in un unico pezzo. Notiamo che il filetto è ancora attaccato al corpo. Adesso scendiamo dall'altra parte del petto. Cerchiamo di nuovo l'osso dell'aletta e tagliamolo. Ecco, adesso abbiamo due supreme di pollo. Per motivi di presentazione togliamo il grasso dall'aletta e regoliamo il bordo. Adesso togliamo la pelle dalla suprema, assicurandoci di eliminare il grasso. Regoliamo anche i lati del pollo se necessario. Alla fine abbiamo le alette, le cosce, la carcassa e due supreme di pollo. Pieghiamo il filetto e mettiamolo sulla pellicola. Avvolgiamo il petto di pollo nella pellicola e sbattiamo delicatamente. Finché avremo una suprema di pollo battuto di circa 1 centimetro di spessore. Io uso avvolgere il pollo nella pellicola in modo da non danneggiarlo quando lo sbatto.
Per prima cosa prendiamo dei rametti di prezzemolo e mettiamoli sul tagliere marrone. Tritiamo finemente con il trinciante. Versiamo nel burro, poi prendiamo delle foglie di dragoncello e tritiamole finemente. La combinazione di prezzemolo e dragoncello è molto gradevole. Uniamo al burro. Prendiamo uno spicchio di aglio, schiacciamolo con il lato del coltello e togliamo la buccia. Per circa 250 g di burro servono 2-3 spicchi di aglio. Affettiamo l'aglio e poi tritiamolo. Spremiamo il succo di limone fresco e uniamo al burro. Amalgamiamo bene il tutto con un cucchiaino per creare un burro soffice. Una volta amalgamato, versiamone una piccola quantità nella pellicola. Avvolgiamola strettamente, creando una forma di cilindro. Per questo sto usando il tagliere marrone. Pieghiamo bene la pellicola e poniamo in frigo il burro a solidificare. Aggiungiamo il condimento al petto di pollo e aggiungiamo il burro al centro. Pieghiamo con cura il pollo attorno al burro, assicurando di non lasciare buchi. Ripetiamo con l'altro petto. Poniamo infine sul vassoio, copriamo, etichettiamo e mettiamo nel frigo pronto per l'uso. Copriamo leggermente la suprema di pollo con la farina adoperando una sola mano. Assicuriamoci che la suprema sia ben coperta di farina, poi immergiamola nelle uova sbattute, usando sempre una sola mano. Mettiamo il pollo nell'impanatura. Con la mano asciutta copriamo il pollo con l'impanatura. Poi versiamo di nuovo nelle uova sbattute. Questo processo si chiama doppio panné e assicura una copertura uniforme di pan grattato e anche che il burro non fuoriesca durante la cottura. Adesso, usando tutte e due le mani, copriamo attentamente il pollo e mettiamolo sulla teglia. Mettiamo il pollo alla Kiev nel cestello e immergiamolo nella friggitrice.
La temperatura deve essere impostata a 160 gradi e la cottura impiegherà circa 20-25 minuti. È importante regolare la temperatura. Se la temperatura è troppo alta, il pollo diventerà troppo scuro, mentre se è troppo bassa, il pollo non cuocerà all'interno. Una volta cotto, sgoccioliamolo adagiandolo su un foglio di carta. Per una migliore presentazione aggiungo un piatto di patate, alcune carotine e fagiolini verdi scottati e imburrati. A seguire mettiamo il pollo e del vino rosso e guarniamo con un po' di prezzemolo. Adesso sto tagliando il pollo alla Kiev per mostrarvi il burro che esce dall'interno. È una perfetta combinazione di pollo, aglio, dragoncello e prezzemolo.